Siamo solo all'inizio, ne siamo consapevoli, ma per far decollare la campagna vaccinale e permetterci di uscire da questi mesi difficili in termini di contagi e di crisi economica sono necessarie più dosi. Ci si augura che il vaccino di Moderna possa arrivare entro la fine di febbraio, visto che le dosi garantite da Pfizer sono inferiori rispetto a quelle preventivate. Altra speranza è rivolta alle dosi di vaccino, se l'EMA autorizzerà la commercializzazione entro fine gennaio di AstraZeneca. I trevigiani lo sanno, vogliono in maggioranza vaccinarsi e dimostrano di essere ottimisti anche se i tempi di attesa si sono allungati. Eviterei panico, cose del genere. Penso che con un attimo di tempo le cose possano normalizzarsi come dal punto di vista della fornitura e poi ovviamente della somministrazione. Non bisogna dar colpa a nessuno, tutti quanti siamo nella stessa barca e dobbiamo affrontare anche i disagi. Prima possibile, perché siamo a rischio, diciamo. Un po' preoccupata sono, però penso che faranno di tutto per metterci in ordine. Ma preoccupata proprio no, perché finora sto bene. Il vaccino ci aiuterà a ripartire, ma le buone abitudini dovremo continuare a praticarle fintanto non si sarà raggiunta l'immunità di gregge. Certo che prima si fa meglio è, però bisogna usare la testa, essere un po' non scemi, capito? Fino a che non ci fanno questo benedetto vaccino, ovviamente cerchiamo di mantenere quello che abbiamo sempre mantenuto fino adesso. E quindi auguriamoci per il meglio che tutto sia così, auguriamoci veramente del bene per tutti quanti e prima ne usciamo meglio è.